Non se ne può di più, non ne potremo più. Ma sono nervoso, carissimi amici miei di Facebook. Sono appena arrivato dalla caserma, dove oggi mio nipote doveva fare gli esami per entrare nell'esercito italiano, per rendere onore alla patria. Basta, si è presentato mio nipote con un altro suo amico. A questo suo amico la commissione gli ha fatto leggere questo biglietto, amici miei. Questo biglietto gli ha fatto leggere, funicolare di Napoli. Allora la commissione gli ha detto: stai attento e leggi cosa c'è scritto in questo biglietto. Il ragazzo, tutto preoccupato, gli ha detto: funicolare di Napoli, tu sei arruolato, puoi andare ad entrare nell'esercito italiano. E il ragazzo era talmente così contento, è andato a abbracciare anche i suoi genitori. E toccata a mio nipote, quando si presentavo io tremavo, credetemi, tremavo. Allora la commissione gli ha detto: senti bello, per entrare nell'esercito stai attento a quello che leggi. E gli hanno messo questo biglietto davanti. Mio nipote tentennava. E allora io mi sono detto: ma è cretino, coppole cazzo, non vedi quello che c'è scritto? Lo sapete cosa gli ha detto mio nipote? Gli ha detto queste parole: fu Nicola re di Napoli. La commissione, quando ha letto questo biglietto, gli ha detto: arruolato. Lui era così contento, gli ha detto: e dove mi avete arruolato? La commissione cosa gli ha detto? Dice: nell'arma dei carabinieri. E figlio mio, soltanto nei carabinieri potevi entrare. Ma lasciamo stare questo. Stamattina sono andato a prendermi un caffè al bar. Ero così contento di prendermi questo caffè. Si è presentato il banconista e mi ha detto: Bariaco, buongiorno. Gli ho detto: buongiorno a lei, mi faccia un bel caffè e mi metta anche un bel bicchiere d'acqua fresca. Il banconista mi ha dato il caffè e mi ha dato anche il bicchiere d'acqua, e guardava dall'altro lato e mi ha dato un altro bicchiere d'acqua, ancora. E ho detto: cretino, ma che stai facendo? Gli ho detto: un bicchiere d'acqua, non 3 bicchieri d'acqua. Dice: scusatemi, impariamo, ma ero distratto perché c'è quella bella ragazza dietro di voi che vi sta guardando. Mi sono girato e veramente c'era una bella ragazza. Mi sono avvicinato e gli ho detto: signorina, buongiorno, se mi state guardando. La ragazza, credetemi, quando gli ho detto così, mi ha detto queste parole. Dice: impari Apoco, io muoio per te. E tu? E che vuoi, figlia? Mo quando muori mo ti porti i fiori? Cosa gli dovevo dire? Ma lasciamo stare questo. Mi ha chiamato un altro nipote che si era presa la patente della macchina, era così talmente contento e felice. Zio, dice, mi sono preso la patente, mi sono comprato anche la macchina. Ho detto: brava mio nipote, ho detto: complimenti, finalmente una notizia bella. All'indomani mi ha chiamato dopo che si era comprata la macchina, che piangeva. Ho detto: cosa c'hai, bello mio, che piangi? Zio, dice, adesso ho aperto la macchina, ci si sono portati lo sterzo, si sono portati lo stereo, si sono portati il cruscotto, il freno a mano, si sono portati tutto. Ma stai tranquillo, mo vengo io, vediamo cosa è successo. Credetemi, amici miei, è passato soltanto 2 minuti, neanche 2 minuti mi ha ritelefonato. E mi ha detto: zio, tutto a posto, ho risolto il problema. Ma cosa era successo che piangevi? Niente, zio, dice, mi ero seduto dietro. Oh, coppole, cazzo, gli ho detto. Con questa barzelletta gli ho detto: vai a finire sicuramente nell'arma dei carabinieri insieme a tuo nipote, a tuo cugino lì, quell'altro testa di cavolo. Ma chi, vi saluto, che sento un po' di più, che questa è vita che possiamo fare, ma lasciamo, ma non lo so, non lo so.